Buonasera cari amici e benvenuti anche oggi, questa sera scusate, nel canale del vostro Marietto Veneziano per le sibille e il pendolino free con domande free. Bene, iniziamo subito col salutare quelli che ci hanno raggiunto, aspettiamo anche gli altri, quindi saluto Cira, la nostra Cinzia, la nostra Hilde Garda che è sempre operativa, Scudo Energo, cioè alias Bruno, e la nostra Doris, alla nostra Doris. Poi, prima di iniziare vi ricordo anche che chi vuole, come si suol dire, seguire anche il The Garden è alle 21:30 di venerdì. Per sabato purtroppo l'appuntamento è spostato perché sono in tournée. Quindi praticamente molto probabilmente faremo qualcosa lunedì, una sorpresa. Quindi saluto Tiziana, Italia e Maria che si sono aggiunte. Quindi prossimi appuntamenti con il The Garden alle 21:30 venerdì e poi lunedì sempre nel canale del The Garden alle 21:30 e molto probabilmente ci sarà un sorpresone. Bene. Detto questo, e avendo salutato i nostri amici che ci hanno raggiunto in questo momento, qui passiamo subito come si suol dire, a fare una piccola pulizia veloce e leggera, ma che, come si suol dire, lascia un pochettino di spazio a energia fresca, per il semplice fatto che sapete che quando vi collegate a questi incontri non è detto, ma molto probabilmente, come si suol dire, è meglio sempre fare l'ovetto colorato e il cerchio di fuoco. Per chi non sa come farlo, basta che va nel mio canale e lo cerca ed è un sistema molto semplice, oppure anche nel canale di Legarda, che anche lei ha promosso queste protezioni. Vi ricordo anche appunto che potete fare un consulto a pagamento, 20 euro, 45 minuti in eventualità. Bene, vado avanti con i saluti, dopo Maria, Rossella, Assunta, Rita, Cira ancora, Anna e Chiara. Bene, partiamo subito con le prime domande, ma prima, come vi ho promesso, una bella pulizia leggera, piccola leggera, per togliere queste energie che possiamo avere accumulato durante la giornata e magari le portiamo senza rendercene conto nel nostro canale, qui in mezzo a noi, perché noi pensiamo che non siamo collegati, ma quando ci colleghiamo a un canale, sia social, Twitter, Facebook, o Tubo, quello che è poi, noi ci colleghiamo anche indirettamente senza renderci conto agli altri. Quindi è meglio sempre iniziare a tagliare questi legami perniciosi. In questo momento io sto tagliando questi legami perniciosi per quelli che vedono e si collegheranno a questa serata che ripeto è di Sibille e Pendolino domande free. Poi un'altra cosa importante, ricordarsi di mettere il nome e la data di nascita. Senza nome e data di nascita chiaramente le cose diventano già difficili, già sono difficili così perché c'è un tasso di, come si suol dire, di attendibilità del 60-70% perché manca la fotografia e magari anche il cognome. Se non mettete neanche i dati in modo corretto, chiaramente le risposte diventano nettamente più come si dice, traballanti. Ecco. E adesso ricarichiamo il nostro corpo eterico dopo averlo pulito. Quindi una bella pulizia veloce, tanto da fare in modo che chi segue questo canale in questo momento, però il vostro marietto vi chiede sempre di fare un cerchio di fuoco e un ovetto luminoso quando si va in queste riunioni in cui si guardano questi video, anche nei canali social chiaramente, però visto che siete qui nel canale del vostro marietto, il vostro marietto lo fa per voi. Bene, questa qui è una piccola pulizia energetica molto veloce, ma che serve indubbiamente a darci un po' di più di tranquillità. Bene, fatto questo, iniziamo subito con le domande e vediamo la prima. La prima domanda è la nostra Cinzia. Cinzia 290673 fa una bellissima domanda. Hanno operato su di me a livello esoterico. Vediamo un po' cosa ci può dire il pendolino, poi facciamo una stesa. Vediamo un po' se sulla Cinzia hanno operato del 73 in modo esoterico. Perché dipende, può essere dei legamenti, slegamenti,
può essere dei riti, delle dagide, può essere delle piccole fatturine, e Cinzia qualcosina leggero, molto ovviamente leggero, sì, qualcosa, cioè può essere anche un'autofattura, può essere anche un, come si suol dire, un pensiero negativo di qualche vicino, gelosie, quando si fa una domanda così, sì, effettivamente Cinzia qualcosina leggero, cioè non tanto leggero, però indaghiamo anche, visto che questa domanda entra in un mondo molto aperto, facciamo una nostra stesa con le sibille per la nostra Cinzia, che ci chiede se hanno operato su di me a livello esoterico. Vediamo come può essere stata la cosa per la Cinzia del 9673. Mettiamolo qua. Domandina per la Cinzia 906 29 06 73 se hanno operato a livello esoterico. Concentriamoci bene. Voilà. Al taglio, diciamo artista e consolante sorprese. Al taglio sembrerebbe sospiri, è un bel taglio, viaggio, conversazione. Allora, speranza. Allora, mettiamoci un po' così, vediamo un po' qui la situazione. Allora, se hanno operato e la positività vorrebbe dire di sì, qui chiaramente ci hanno messo dentro di tutto e di più. Ma se la negatività sarebbe stata positiva alla domanda, direi che la risposta sarebbe no. Però qui vedo che chiunque abbia operato, vedi, qui si vede che tu stai sospirando, è speranza. Diciamo che se io mettessi questa domanda in questa posizione, nel senso, se la positività delle carte mi dovrebbero dire, scusate, che hanno operato, in questo caso qui direi proprio che ci sono andati dentro in modo molto professionale. Quindi io direi in questo caso qui, il pendolino ha detto di sì, chiunque abbia operato ha operato in modo, come si suol dire, che tu alla fine, vedi, resti un pochettino, come si suol dire, impressionata perché senti che c'è qualcosa che non va. Però se io le vedessi queste carte, dal senso che se fossero uscite tutte negative, vorrebbe dire che hanno operato, io direi che in questo caso qui sono andati, voglio dire, quelli che hanno voluto operare sono andati in bianco, nel senso che sei molto più forte. Quindi io rifarei la mischiata e proporrei alle sibille di dire: se escono brutte carte, vorrebbe dire che la nostra Cinzia è stata colpita. Se escono belle carte, allora direi che la nostra Cinzia è protetta, anche se il pendolino ha detto di sì. Vediamo un po', così siamo, direi, amica e giovane fanciulla, e vediamo un po' cosa dicono. Belvedere, sacerdote, gelosia, fedeltà e allegria. Quindi io a questo punto qui direi che chiunque è stato che ha fatto qualcosina lo ha fatto per gelosia, vedi? Ma tu sei troppo forte e dal mio punto di vista è stato proprio una marachella. Alla fine vedi, fedeltà, allegria, sei troppo forte per chiunque abbia fatto qualcosina a livello esoterico. Però vedi, è stato molto probabilmente qualcuno che ci è andato, vedi, in modo freddo. Quando c'è il sacerdote, gelosia, c'è sempre qualcuno che è stato in un certo senso, insomma, ha fatto quello che ha fatto in modo esoterico, in modo freddo, portato a gelosia. Però tu sei sempre, anche prima sono uscite le bellissime carte, quindi io direi che chiunque abbia usato, perché Pedrino ha detto sì, c'è stato qualcosa, alla fine Cinzia non ti devi preoccupare, perché solo di gente gelosa che non porta a nulla, gli ritornerà in un certo senso tutto contro, nel senso sei più forte in questo momento. Quindi Cinzia, diciamo che alla fine è vero, qualcuno ha fatto qualcosa, si vede gelosia col sacerdote, che vuol dire che è stata una cosa molto
pensata, molto fredda, calcolata, però alla fine sia le carte prima che le carte adesso delle Sibille parlano chiaro che sei protetta. C'è sempre qualcosa che ti salverà perché sei una brava persona, una bella persona. Bene, andiamo avanti. Scudo. Scudo Energo, cioè Bruno fa una bellissima domanda. Lui ha cercato molto mente col Busby un numero per il lavoro. Questo numero, Bruno, è il del 210954. Vediamo se questo numero che ha trovato per il lavoro, il Bruno, funziona, nel senso è positivo. Sì. Beh, questa è una domanda che richiede solo un sì, per il semplice fatto che questo numero per lui, cioè per chi vedrà questo video, questo numero l'ha fatto solo per il lavoro del Bruno, cioè il Bruno con i numeri Busby si è cercato questo numero cosmico e Bruno questo numero cosmico è corretto. Bene, andiamo avanti. Rossella, Luisa 18 10 76, mia sorella mi venderà la sua casa. Cioè una domanda? Luisa, allora, aspettate che cerco di capire. Luisa 18 10 76, che è la sorella di Rossella, è una domanda quindi, Rossella? Fammi vedere se... penso di sì che è una domanda. Quindi vediamo se la Luisa venderà la casa alla Rossella. Il pendolino è andato subito sì, ma andiamo in dettaglio con le Sibille a vedere se questa Luisa, questa signora Luisa, venderà alla casa la Rossella. Vediamo un po'. Vediamo un po' se la Luisa venderà a casa Rossella e come. Perché magari le carte sono così. Vediamo. Il taglio è uno di quelli allegrezza di cuore e mercante. Il taglio non è uno di quelli leggerini. C'è dietro testa. Signore, dispiacere, bambino. Diciamo che la casa sarà in un certo senso venduta perché abbiamo visto il pendolino che ha detto di sì, ma vediamo anche che sarà guidato il tutto da un signore che molto probabilmente potrebbe essere o un notaio o qualcuno e anche da una vecchia signora, quindi molto probabilmente la cosa si farà. Vedi che però qui c'è qualcuno che ha del dispiacere e quindi molto probabilmente Rossella avrà qualche dispiacerino, però vedi che poi nasce di nuovo, perché il bambino porta sempre di nuove novità, gran consolazione, cioè consolante sorpresa, scusa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in questa transizione che ci sarà molto probabilmente avrai dei leggeri dispiaceri, però alla fine, vedi, sarai guidata in aiuto da due persone piuttosto anziane, di cui un gran signore, quindi qualcuno che ti vorrà portare a compimento questo affare e alla fine tra i dispiaceri che potranno nascere a questa transizione o che hai in questo momento, vedi che nascerà qualcosa di vincente. Quindi presumo, Rossella, che avrai questa transizione, cioè questo cambio di oggetto e passerà a te. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima domandina che ce la fa la nostra. Vediamo un po' chi è che sta arrivando. La nostra Rita. Ciao Marietto, potresti vedere se io e il mio compagno ci chiariremo. Io sono nata il 13/2/70 e il tuo compagno, scusa Rita, non ho capito come lui si chiama Anello. Scusa, adesso ho capito, era un po' nascosto Anello minuscolo. Allora, vediamo se la Rita si chiarisce con il Nello, vediamo un po'. Rita, qui c'è molto pensiero, c'è molto... qualcosina, sì, ma insomma, Stonello qui, Rita è un pochettino impegnato, nel senso, vediamo un po', sarà un sì, però sarà un chiarimento che ti porterà allo strenuo, vediamo un po' se Rita, sto compagno qui, mischiamole bene.
Rita e Nello, 73, vediamo un po' cosa ci può dire il nostro Nello, tramite le sibille. Andiamo un po' al taglio, vediamo cosa dice il taglio. Leggerezza e consonante. Consonante sorpresa e leggerezza. Quindi diciamo che la leggerezza enfatizza in questo caso qui disgrazia, messaggio, deliranti, amore. Qui Rita, guarda, in questo momento qui, vedi, a disgrazia c'è stato proprio qualcosa di tosto, c'è stato qualcosa, una discussione proprio tosta, anzi guarda i messaggi, poi c'è stato proprio qualcosa di veramente impegnativo qui, diciamo da giubbetto antiproiettile, da hooligans, qua vediamo che c'è stato proprio un incontro fuoco-fiamma con tanti messaggi e poi deve essere entrato anche in campo qualche amico che ha consigliato il Nello o ha consigliato magari te, ma però vedi sono dei consigli un pochettino fuorvianti, quindi diciamo che la prima fase della domanda, anche il pendolino, visto che è girato molto, e quindi sta a indicare che la cosa, vedi, con disgrazia sta bollendo ancora, però vedi che sul finale ci sarà un messaggio e poi ci sarà qualcosina di qualcuno che vuole buttare, o il Nello chiaramente butterà un po' di acqua sul fuoco, però con le prime tre carte la cosa non è proprio passata inosservata. Diciamo che si è sentito tremare qualcosa, non so se nei muri della casa o dove eravate poi, però insomma sono tre carte che fanno capire che la cosa, insomma il Nello l'ha presa un po' in modo piuttosto robusta, la cosa, però alla fine vedi che si appiana la cosa, ci vorrà tempo, non è per domani, però diciamo che cadete tutti e due in piedi, non sarà per domani perché ci sarà questo viaggio qui, questi messaggi, questi scambi tosti, perché poi vedete deliranti, gente che poi butta benzina sul fuoco, però Rita alla fine vedrai che queste due carte giocano dalla tua parte, quindi io direi alla distanza direi di sì, però adesso c'è troppo carne al fuoco, troppo nervosismo, quindi sì, però la botta c'è stata, la discussione c'è stata, molto pesante. Bene, andiamo avanti. Anna, la nostra Anna ci fa una domandina. Buonasera Marietto, mi chiamerà Domenico, lui 19 marzo 66 e io 19 maggio 67, grazie. Vediamo un po' se il Domenico fa la chiamatina. Io direi che il Domenico ci picca, chiama, Il Domenico chiama, Sì, vedete che è un sì piuttosto, insomma, incoraggiante, un sì incoraggiante, ma andiamo in dettaglio come sarà questa chiamata e se sarà una chiamata seria o una chiamata tanto per, sapete che ogni tanto sono le chiamate tanto per. Vediamo un po'. Qui fa un signore e il taglio è da urlo. Se dovessi decidere su questo taglio ti verrà a prendere con la carrozza. Vediamo un po', però. Omaggio prezioso, c'è un pochettino dispiacere bambino, falsità. Allora, il taglio era da urlo, lui chiamerà, però vedi che qui ci sono due carte, qui si apre bene con un omaggio prezioso e quindi molto probabilmente lui chiama, di sicuro chiama, però vedi, poi qui c'è qualcuno che resterà, è una figura femminile, resterà un po' delusa, magari, come si suol dire, tanto fumo ma poco arrosto. Poi nascerà dentro di te, però cosa nascerà? La convinzione che c'è qualche bugia, sarà magari una chiamata, un incontro un po' freddo, sarà qualcosa che ti farà capire che non è tutto oro quello che luccica. Però alla fine diciamo che la chiamata ci sarà
resterai un po' delusa da quello che, insomma, cioè tanto fumo, niente roseo, però tutto sommato direi che Anna direi che chiama e tutto sommato alla fine, se partiamo da Omaggio prezioso e finiamo con Donna maritata, diciamo che è positiva la chiamata. Tu non devi rimanere troppo delusa, anche se lo rimarrai e sei in dispiacere in questo momento e magari speravi qualcosa di meglio. Però diciamo che l'apertura chiama, garantito, il pendolino ha detto sì, solo che nel cammin facendo resterai un po' delusa da alcune cosine. Però non disperare, perché in chiusura hai una bellissima carta che ti fa capire che ci sarà solidità e anche la partenza è molto buona, solo che magari capisci, ti sei un pochettino non illusa, ma perché è una parola forte, ma diciamo che aspettavi qualcosa di meglio, perché abbiamo aperto con Gran Signore e un'altra bellissima carta, però alla fine c'è un po' di fumo che non è arrosto. Bene, andiamo avanti con la prossima. E abbiamo alla prossima la nostra Marisa. La nostra Marisa che dice: buonasera Marietto, vorrei sapere per mia figlia se devi iscriversi ad una università online. Sofia è il nome della figlia, Sofia, che è un nome importante perché sapete che vuol dire conoscenza, intelligenza e quant'altro. La Sofia del 14/2/2001, giovanissima, quindi vediamo se si deve iscrivere a un'università online. Marisa, già il pendolino è partito in quinta e la vede dura. Però andiamo con le sibille, facciamo un piccolo giro di sibille, tanto per vedere se la nostra Sofia, cosa succederà se si iscrive alle questa università online. Vediamo un po' se la Sofia 14/2/2001 si iscrive alle università online. Vediamo un po'. Allora, qui c'è bambino e c'è leggerezza, quindi già la partenza ci sta dicendo che se dovesse iscriversi sarebbe una cosa già presa con leggerezza. Vediamo un po'. Imineo, sacerdote, belvedere, militare. Vedi? Qui parte bene, no? Il contratto ci sarebbe. Poi vedi subito che il sacerdote in questo caso qui raffredda un po' gli animi, no? Cioè magari si parte bene, no? Si parte un po' tutti incendiari, e però vedi, se si dovesse scrivere magari sarebbe in attesa di qualcosa di buono, però vedi che poi ci sarebbero dei segreti e il nemico. Quindi queste due carte finali ci fanno capire che l'affare, cioè nel senso l'iscrizione a questa scuola, anche qui c'è tanto fumo, ma poi sostanza per la Sofia, per la sostanza direi che insomma io, anzi guarda, ti metto giù, visto che è giovane, una ragazza giovane, ti metto giù altre 4 carte per vedere come andrebbe a finire. Dispiacere, gran consolazione, allegrezza di cuore e amica. Diciamo con queste altre 4 carte, vedi, avresti dei nemici, avresti delle difficoltà in questa scuola online, poi ti porterebbe dei dispiaceri. Alla fine potresti avere qualcosa di interessante. Comunque nel cammin facendo dovresti trovare un sacco di problemi. La partenza di Sofia magari potrebbe essere interessante, no? Però nel cammin facendo dispiaceri, nemici e militari sta a indicare che c'è qualcosa in quella scuola, quell'università che è tenuta nascosta. Però alla fine, se tiene duro, c'è una vittoria e anzi avrà anche degli amici che l'aiuteranno e sarà contenta. Però diciamo che non ci saranno tante lacrime. Ci saranno tante lacrime. Il pendolino ha detto meglio di no, anche perché vi ricordo che le sibille vanno da 3 massimo 6 mesi,
Quindi se inizia, non è che è detto poi dopo questi 6 mesi la cosa sarà tutta in discesa, ma diciamo che nei primi 6 mesi, avrà subito dei grossi dispiaceri. Quindi alla fine Pendolino ha già detto di no, quindi è meglio proprio che in un certo senso, visto che le carte sono un pochettino oblique, nel senso trasversali, danno vittoria sì, ma vittoria no, perché alla fine c'è troppi segreti e roba del genere, io consiglio proprio che è meglio che la Sofia a quella scuola online che università online che si vuole scrivere, per non avere tutti questi dispiaceri, segreti e nemici, è meglio che lasci stare. Poi, chiaro, dopo 6 mesi il Pendolino ha già detto di no, quindi ci sono troppi problemi che non si conoscono ancora e le sibille non possono vedere. Andiamo avanti. Assunta. Assunta fa una bella domanda. Buonasera, 1702 del 55, qualcuno mi ha fatto negatività, grazie. Ecco, questa è una bella domanda perché fa capire che la negatività può essere qualsiasi cosa che non è positiva. Quindi vediamo per Assunta, la nostra Assunta del 55, se qualcuno gli ha fatto negatività. Qui Assunta stava andando sul no, poi molto probabilmente Assunta a qualcuno. Ma vediamo con sì, sì, Assunta qualcosa di pesante anche. Certo che non si vede tanto bene quel qualcuno, però vediamo un po' l'Assunta. Vediamo l'Assunta, se qualcuno gli ha fatto un'unità e vediamo un po'. La domanda sarà se l'Assunta riuscirà a superare questa negatività, perché la negatività c'è, no? Però facciamo le domande alle nostre Sibille se riuscirà a superare l'Assunta, se riuscirà a superare come si dice, questa negatività che qualcuno gli ha fatto. Vediamo un po'. Le carte parlano chiaro, Assunta, c'è qualcuno che ti sta proteggendo. Un gran signore, dispiaceri, già qui Assunta, militare, sospiri. Assunta qui ci sono 3 carte pesantissime. Il pendolino aveva visto giusto allora, vedi? Quindi qui parti già con 3 carte, in questo momento tu sei non allo sbando, perché è la parola sbagliata, ma diciamo molto preoccupata, perché qui effettivamente di nascosto qualcuno ti sta facendo qualcosa e stai sospirando, vedi? Queste 3 carte parlano proprio di questa situazione, no? Poi chiaramente vanno in su, nel senso in futuro, nei prossimi mesi, molto probabilmente riuscirai a superare questo colpo basso, però devo dire che sì, qualcuno ti ha proprio buttato contro qualcosa, come si suol dire, di nascosto, vedi, segreto, pesante anche, pesante perché ti vedo dispiaciuta e che sei in tensione, quindi sì, Assunta confermo che la tua preoccupazione è valida, nel senso che c'è qualcuno che proprio fa il birichino con te. Bene, andiamo avanti e vediamo la nostra Tiziana, che ormai sapete che Tiziana è da anni che la conosco, sarà 6 o 7 anni. Marietto, gentilmente mi puoi guardare se va a buon fine un lavoro fatto da me? Grazie. Bene, vediamo il lavoro fatto dalla nostra Tiziana. Sì, diciamo che il lavoro fatto dalla nostra Tiziana, che ormai ci segue anche sui social, Telegram, è da anni che anche è diventata sicuramente bravissima anche con tutte le cose che ha messo in pratica, tutte le piccole operazioni magiche, sicuramente. Tiziana? Sì, Tiziana, guarda che faccio anche una stesa, vediamo un po'. Tiziana che brava, che si dà da fare. Speriamo che abbia fatto qualcosa anche per la figlia. Speriamo, io non lo dico, però speriamo che sia messa a operare. Vediamo un po'. Tiziana. Qui abbiamo 2 carte. Sei in sospiri, cioè stai aspettando qualcosa in modo importante, ansioso. Vediamo un po'. Gelosia, c'è qualcuno geloso. Speranza, sacerdote, prigioniero, fedeltà. Qui diciamo che qualcuno ti vuole bloccare. È geloso e vedi
e anche in modo potente ti vuol bloccare, c'è qualcuno dietro che rema contro. Qui ci sei tu con la speranza, però vedi ci sono 3 carte, il sacerdote assieme alla prigione rinforza, come si suol dire, il fatto che c'è qualcuno che proprio ti vuole, mhmm, capisci? Ti vuole, frenare in questa tua operazione. Non so chi, però vedi, poi hai una carta che, sta a indicare che l'operazione che hai fatto alla fine andrà a segno, però qui ci sono 2 carte e anzi la prima è c'è qualcuno geloso per chi hai fatto questa operazione, questo lavoro che hai fatto, tu sei speranzosa ma c'è qualcuno che ti vuole però alla fine la spunti. Però hai visto che la tiziana ormai da tantissimi anni che segue il marietto, facciamo altre 4 carte per vedere come va a finire. Beh, diciamo che a questo punto la cosa, vedi, fedeltà, poi allegria, dottore vuol dire che ci stai lavorando, in questo caso qui il dottore è qualcuno che guarisce, sta mettendo in atto qualcosa di positivo, vedi costanza, tua costanza premiata, e qui il militare in questo caso quando è anticipato da una carta positiva sta a indicare che è vero che sicuramente qualcuno sta lavorando in modo segreto, ma sta a indicare che anche tu in modo molto silenzioso stai lavorando. Quindi io direi che alla fine, partendo da fedeltà, è vero che hai avuto qualcuno che ti ha voluto frenare e non so se è qualcosa di nascosto, però vedi, prigioniero, sacerdote, molto astutamente sono stati frenati, però alla fine allegria, dottore, che vuol dire che stai guarendo questa cosa qui col tuo lavoro, costanza vuol dire che hai avuto costanza in questo tuo lavoro e militare vuol dire che in questo caso qui, visto che si parla di un'operazione, e presumo un'operazione fatto, no? Che hai fatto, spero, qualsiasi esso sia, alla fine sarà fatto in modo importante, in modo tosto, duro, perché il militare in questo caso qui è vero che vuol dire segreto, ma vuol dire anche che è stato un lavoro fatto con non ingegno, ma diciamo forza. Quindi il finale con la costanza, l'allegria e il dottore che vuol dire che la cosa è stata medicata, sì. Alla fine Tiziana sì, alla fine il lavoro che hai fatto sarà molto positivo, però è chiaro che hai avuto qualcuno che ti ha voluto cercare di frenare. Bene, andiamo alla prossima. E chi c'è qui? C'è la Lia. La Lia ci fa una bella domandina. Buonasera, cosa mi dici di questo rapporto, Lia? Che sono io, Lia sei tu, del 6369 e Max 210268. Allora, vediamo un po' la Lia. Lia, come andrà a finire? Il pendolino qui è indeciso, sì, buono, no, male. Ah, Lia sarà... se la speranza è l'ultima a morire, la Lia ne avrà tanta. Vediamo un po' come andrà a finire. Solo 5 carte al volo. Vediamo un po' la nostra Lia come va a finire col Max. Lia e Max, vediamo un po'. Al taglio c'è gelosia, c'è qualcheduno che si vuol mettere in mezzo, morte, sospiri, disgrazia, messaggero e ammalato. Beh, Lia, allora, non voglio essere pessimista, però con delle carte così, Lia, con delle carte così, insomma, cosa si può dire? Che il pendolino ha visto che c'è molto, 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 molto da lavorarci dietro, però non so se qui il santo vale la candela, perché vabbè che le sibille valgono massimo 6 mesi, però diciamo che se dovessi fare una radiografia a una persona con queste carte qua, morte, sospiri, che si vede che tu qui ci tieni in modo importante, poi vedi disgrazia, messaggero ammalato,
insomma sono carte che fanno presagire che ci saranno dei momenti, come ha visto Pendolino, molto tesi, molto insomma Lia, mi raccomando, molta melatonina a sera, camomille a pomeriggio e camminate nei campi, bisogna star tranquilli perché passerai dei periodi molto impegnativi in cui vedi, qui sei tu che sospiri, però, capisci che, tutto il resto fa presagire dei bei terremoti, maremoti, molte lacrime e tutto quello che si può immaginare, perché son delle carte molto pesanti. Però alla fine ricordati che Pendolino ha detto che non naufraga niente, però ti avviso che ci saranno dei periodi che ti farà, insomma, tremare le gambette. Bene, andiamo avanti con Egidio. Ciao Marietto, vorrei sapere per Alessandra se troverà lavoro prossimamente. Vediamo un po' se troverà lavoro il nostro Alessandro del 96. Beh sì, Alessandro troverà lavoro, sì, 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 sì. Sì, l'Alex troverà lavoro, È il 96. Vediamo un po' come questo lavoro che troverà come, perché sapete che il vostro Marietto quando la gente vediamo le 2 carte che sono uscite, anzi 3, vediamo un po' vecchia signora e leggerezza, quindi diciamo che magari Belvedere, il taglio non è male, Beh, cavoli. E qui penso che l'Alex, qui, detto fra di noi, troverà un lavoro sì, perché vedi, quando c'è questo pavone con Belvedere in mezzo a Imeneo, però enfatizza, in questo caso positivo, quindi è vero che sei in pensiero, però diciamo che lo troverà sì, e anche molto probabilmente che gli interesserà, perché vedi, sarà un bel lavoro, E però resterete un pochettino in pensiero, però diciamo che il prossimo lavoro che troverà sarà un lavoro molto interessante per Alessandra. Vedete che c'è la superbia che però il pavone quando è vicino all'Imineo, che è il contratto, cioè che è la carta migliore per i contratti, l'unione, e qui si parla di cercare lavoro e qualcuno, come Alessandra, in questo caso qui è raffigurato da una signora che sta guardando da lontano questo lavoro che sta arrivando, il lavoro arriverà, sarete un po' in pensiero, ma molto probabilmente sarà una cosa molto propositiva e quindi Alessandro il prossimo lavoro che arriverà sarà una cosa positiva e non dovrebbe neanche tanto tardare perché c'è il messaggio, qui vedete il messaggio che sta a indicare che molto probabilmente qui siete voi magari anche in questo periodo un po' pensierosi, ma arriverà un messaggio e questo lavoro che arriva sarà un lavoro proprio per Alessandra che avrà un buon contratto. Almeno a Sibille dicono così. Bene. E adesso vediamo un po' qui chi c'è ancora. Scusate che ho perso un po' la saluto a Rosa Ricci, Tiziana mi ringrazia, la Elena. Vediamo la Elena, cosa ci dice la nostra Elena. Allora, la nostra Elena, buonasera, mi chiamo Lucia. Ah no, scusate, è la Lucia, scusate perché è la Lucia. Allora, del 12-10-74 finirà questo brutto periodo che sto attraversando. Vediamo per la Lucia. Cerchiamo di rispondere per la nostra Lucia se finirà questo brutto periodo che la Lucia del 74 sta per attraversare. Beh sì, Lucia, alla fine tutto finisce, ciò che inizia. Brava Lucia. Bene, facciamo subito. Salutiamo la nostra Hildegarda, scusate che c'è la Hilde che... Ciao Hilde, buonanotte. Io fra un po' finisco e saluto anch'io i nostri ospiti. Hilde, vi ricordo, Hildegarda, venerdì sera alle 21:30 con le sue sibille gratuite. Eventualmente se volete un consulto da Hildegarda sono 20 euro per 45 minuti. Bene, faccio adesso le carte per la nostra Elena, no? Cioè Lucia del 12-10-74 che mi chiede se finirà questo brutto periodo e vediamo nei prossimi 6 mesi. Qui si vede chiaramente che sei in malinconia. Qui
qui Lucia la cosa è pesante, la stai proprio il mercante sta a indicare che, insomma, una cosa pesante, perché signora, morte, lettera, conversazione e fortuna. Dai, su, Lucia, che qui vediamo 2 carte di chiusura belle e allora, come interpretare queste bellissime carte? Perché sono belle, in fondo, vedi che c'è qui una chiusura, quindi molto probabilmente qui fra un po' avrai una chiusura con qualcuno, una signora anziana, qualcosa insomma tu fra un po' avrai una chiusura con qualcosa che veramente ti sta sul petto, ti fa star male e però dopo arriveran dei messaggi, vedi ti arriverà un messaggio molto importante, si vede che ti porterà ad avere nuove amicizie, nuovi contatti e poi la fortuna. Quindi diciamo che cioè, nei prossimi 3-6 mesi non dovresti uscire da questo tunnel e vedere, vedi, con queste 2-3 carte, mettiamole giù così, morirà un periodo, qualcosa di veramente che ti ha fatto star male e poi si aprirà una nuova finestra. Quindi Lucia, positività al massimo. Io non sono, sapete, quello delle positività, ma in queste carte qui si vede proprio che ci sarà qualcosa per la nostra Lucia di positivo. Quindi fra un po' si fermerà un blocco, ci sarà un blocco che fermerà questa sfortuna e si aprirà una nuova finestra di qualcosa di positivo. Andiamo avanti. La rosa. Allora, la nostra rosa del 73. Vediamo un po' in questa nuova professione se la nostra rosa avrà dei frutti. Beh sì, 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 altro che rosa. Sì, 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 sì. Facciamo subito un giro di Sibille per la nostra rosa. Vediamo un po' la nostra rosa, che è lontana da casa, sempre gentile. Vediamo un po' per la rosa, per il lavoro se potrà dei frutti. E anche qui abbiamo però donna maritata e leggerezza, che amplifica la leggerezza in questo caso qui. Vuol dire che, vedete, conversazione, sacerdote, speranza, vedovo e donna di servizio. Beh, qui in questo come si suol dire, stesa, corta, vediamo che parlerai con molte persone anche di testa, che ci saranno persone e avrai molte speranze. Però attenzione che c'è qualcosa che dovrai chiudere, ovviamente sarai aiutata anche in questo caso qui da una persona. Però io voglio andare in profondità con altre 4 carte per la rosa, sì, ci sarai ancora aiutata. Ci sarà qualcuno che cercherà di depistarti, di parlar male, però sì, vedi fortuna, costanza e artista, cioè il fatto che tu sei andato lontano da casa, verrai premiato da qualcuno che ha, come si suol dire, le qualità, per capire, il tuo sacrificio e poi c'è la carta fortuna che non c'è bisogno di presentazione. Quindi rosa sì, eh. Rosa penso proprio che, alla fine i sacrifici che stai facendo lontano da casa ti porterà, vedi, fortuna, costanza e artista, più di così è impossibile, E ricordati che in questo periodo, conoscerai anche delle persone interessanti perché è conversazione. Bene, vediamo l'ultima domanda. È la nostra Cira, Vediamo la Cira. Marietto, potresti controllare se si sbloccherà a breve la mia situazione sentimentale. 28/12/75. Vediamo un po' la nostra Cira. Cira, qui c'è ancora qualcosina che bolle in pentola. Guarda qui. A breve penso proprio che la cosa sia impegnativa, Alla fine sì, però devi ancora un po' aspettare. Facciamo una stesa di 5 carte per vedere un po' il risultato finale, però insomma è impegnativa la cosa, Cira. Vediamo un po'. Per la Cira.
a vedere se si sblocca questa situazione che resta un po' stagnante. Gelosia e superbia. Queste sono carte effettivamente, ha ragione la Cira, qui in questo caso qui stiamo veramente militare, morte, messaggero, gran signore, ahimè. Beh, guarda Cira, qui le carte, come il pendolino che girava, vedi c'è 2 carte importanti, che in questo caso qui si vede che ci sarà un blocco, un freno, una fermata, c'è questo militare, qualcuno che fa qualcosa di nascosto in modo potente, poi riceverai un messaggio e vedi che dopo le cose cambieranno in modo, ci sarà, qualcuno che si avvicinerà a te in modo molto forte. Diciamo che, il gran signore Limineo, qualcosa che stai vivendo adesso si deve fermare per forza. Vedi queste 2 carte qua che sono pesanti, e poi dopo riceverai qualcosa, un messaggio, un incontro, qualcosa, e dopo le cose cambieranno in modo importante. Quindi io, viste queste carte qui che sono partite proprio col freno a mano tirato, e alla fine uno splendore, è come vincere a Sanremo, praticamente un 13 al Totocalcio. Queste 2 carte qui fanno da spettacolo, diciamo da metà in avanti sarà uno spettacolo. Quindi sì, direi proprio di sì, son delle carte da spettacolo, da urlo. Bene cari amici, vi ricordo l'invito, venerdì alle 21:30 nel canale di Hildegarda per le domande gratuite sul canale di Hildegarda. Io ho finito qui, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo che purtroppo sabato non ci sono perché sono in trasferta in un altro posto, però molto probabilmente lunedì avrete una bellissima sorpresa. Grazie cari amici di avermi seguito e alla prossima, ciao.